Com'era prevedibile alla vigilia del match, l'Akragas passa agevolmente al Santa Barbara di Cefalù con una quaterna di reti, che alla fine potevano essere molto di più. I baby della Cefaledium hanno cercato di arginare nel migliore dei modi gli attacchi sferrati dal bomber Gambino e compagni, che partiti al piccolo trotto sono riusciti a sbloccare il risultato solamente alla mezz'ora. Il tecnico Totovullo, prevedendo la forte differenza e consistenza tecnica tra le due squadre, ha voluto schierare una formazione quasi del tutto inedita con alcuni innesti dalla panchina. Spazio a diversi ragazzi della rosa biancazzurra che hanno fatto la loro bella figura giocando quasi per buona parte dei 90 minuti. Poi spazio a tutti gli altri per tenerli sotto pressione. Sino alla mezz'ora si è visto un Akragas sprecone sotto rete, poi al 32esimo Sant'Angelo sbloccava il risultato con un tiro radente e preciso. La compagine biancazzurra insiste e al 35esimo ancora il bomber Gambino firma il raddoppio, sfruttando alla perfezione un assist di La Rocca. I giovani locali sono alle corde e al 46esimo subiscono il tris su calcio di rigore. Dal dischetto trasforma ancora Gambino ed è con questo risultato che si conclude la prima frazione del gioco. Al ritorno in campo il tecnico Vullo effettua dei cambi propedeutici per fare rifiatare i titolari, ma la musica non cambia e al 70esimo Sant'Angelo segna la sua doppietta personale prima di cedere il proprio posto a Mannina. L'Akragas tira il freno e non si registrano altre segnature, anche perché era importante incamerare i 3 punti in palio. Adesso domenica si ritorna in campo per affrontare l'Alcamo. La rincorsa all'alta classifica continua. Anche questa settimana non cambia nulla. Le tre battistrada hanno tutte vinto. Il Canicattì per il rotto della cuffia con l'irriducibile Don Carlo Misilmeri, il Dattilo con il Castellammare ed infine l'Akragas con la Cefaledium. Pareggiano la Profavara, la sfida interna con la Parma, che era riuscita a ribaltare il risultato, e la San Cataldese che ha rischiato di perdere al cospetto del proprio pubblico con il combattivo Mazzara. Anche a Campofranco non si va oltre il pari tra il locale Sporting Vallone e il CUS Palermo. Domenica prossima sarà un'altra giornata intensa e che prevede Mazzara Canicattì, H Ragazzi Alcamo e CUS Palermo Dattilo.